bentornati. Spero che abbiate passato un fantastico Natale in compagnia delle persone che più amate. Oggi vorrei proporvi un esercizio da svolgere nei 12 giorni a cavallo del 26 di dicembre e il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, che se vi ricordate bene, quando eravate piccoli, era il giorno in cui vi arrivavano i migliori dolcetti dell'anno. Si tratta di una ricapitolazione di tutti gli eventi che abbiamo vissuto nell'anno che si sta per concludere. E il nostro corpo emozionale registra tutti questi eventi dal punto di vista energetico e quindi questo esercizio è utile per aprire la strada al nuovo anno ed avere la massima disponibilità di energia e di risorse per i nostri progetti futuri. In questi 12 giorni quindi noi andremo a ricordare, a riportare l'attenzione a tutto ciò che ci è successo dividendo l'anno passato in 12 settori, allo stesso modo del tempo ciclico circolare dell'astrologia. Quindi iniziando dal 26 dicembre noi ci concentreremo su ciò che abbiamo vissuto dal 21 marzo al 21 aprile dell'anno passato. Domani 27 dicembre invece ci concentreremo su ciò che abbiamo vissuto dal 21 aprile al 21 maggio e così via, seguendo tutti i giorni fino all'Epifania e il ciclo dello zodiaco. Massima libertà, potete viverlo come volete, l'importante è ovviamente ricavarsi il proprio spazio e potete usare le tecniche di rilassamento che volete. Entriamo in contatto con il nostro corpo emozionale e riportiamo alla memoria gli eventi passati. Io, ad esempio, utilizzerò le tecniche della tradizione spirituale andina, opererò la ricapitolazione sotto un flusso energetico in modo da scaricare tutte le pesantezze che riporterò alla memoria giù a terra, alla Pachamama, in modo da ripulire il mio campo energetico da eventuali blocchi. Potrebbe essere d'aiuto scrivere e tenere un diario, una sorta di diario di bordo di questo viaggio che durerà 12 giorni, in modo che alla fine di questo periodo di ricapitolazione potrete anche rivedere con occhi ovviamente nuovi, diversi, tutto ciò che è successo in questi giorni, perché portare l'attenzione ad eventi energetici e collegarci al nostro mondo emozionale innesca sempre una serie di sincronicità che magari al momento possono essere meno visibili, ma trascritte in un diario alla fine di questo esercizio potrà donarci dei punti di vista inediti e inaspettati rispetto a quello che stiamo vivendo. Ok, quindi vi auguro una buona ricapitolazione, una buona fine dell'anno e soprattutto un buon inizio. A presto, ciao!